Sono morto. Ragazzi, non so come siamo messi qua. Il giro non lo conosciamo perché ci sta portando in giro Alessandro. Però abbiamo fatto delle cose nuove che non avremmo mai fatto in vita nostra, tipo saltare su dei grossi sassi, salite umide. Adesso il guasto vado andando su quella salita che vista così è una cagata, ma in realtà è umida e c'è la carrata in mezzo, adesso il guasto è salito, quindi tocca a me. Vediamo un po' come siamo messi, ragazzi. Porco di quello. Perché non so della strada è quella, c'è un po' di sole, però bella riccia. Respira. Va bene. Oh, imparate queste, Ciccio? Cazzo, però se quello che dice lui vieni su, però di bocca. Adesso mi scrivi in palestra 2 volte a settimana. Non andare troppo. Every day's not a clean slate, so I'm trying to get the money like a rebate. It feels a little hopeless, but I'll be straight. Cool with anyone who doesn't seem fake. Continue grinding, I don't even have a weekday. And I'm finding that there be a lot of cheapskates. I don't mind them, chuck the boost and tell them peace, man. I just hop up in the booth and let the beat bang. Smoking a weed strain. What the fuck you think you're talking about? These problems are bound, but fucking I ain't blocking them out. I'm walking around, my chest up, acting like the next up. But I feel like I'm cracking from all the stress, fuck. Here's the hoping that I will never take its toll. Trying to make a stack, careful not to let it fold. Do this till I'm old, probably never stop. Man, I'm blind and time means I'ma never watch. There's a haunted place, they landed. I'm afraid to get stuck or stranded. And aside from some luck and nothing handed, you only get... Ma dove cazzo devo passare io? Ma? Guarda, vai via a cagare, va. Can't see me or be me, I'm existential like Nietzsche. You really think this was easy? Then you can see these. Won't even finish that sentence. Quit being defensive, you ain't leading the trenches. I've been up on my new flow. Catch case, get boy, what did you throw? You kiss my cooler. Why you think I'm acting out? Time change passing out. If I said it, I mean it, I'm never backing out. Feel the buzzer from heaven until I'm blacking out. Set the planet for domination and map it out. Never slacking, what happens is what I rap about. What you yap about, better watch your fucking mouth. Understand, I am so sincere. No fakeness when I smile, there ain't no veneers. And it's been quite a while since I really cracked grin. Once I learned life is fucked, that's really how it's been. There's a haunted place, they landed. I'm afraid to get stuck or stranded. And aside from some luck and nothing handed, you only get to try it once like a canvas. There's a haunted place, they landed. I'm afraid to get stuck or stranded. And aside from some luck and nothing handed, you only get to try it once like a canvas. The business is rough is to be thick-skinned. Rappers acting all tough, switch to some thick brim with some skinny jeans, and they sipping lean. Only thing they missing right now is the Maybelline. Drugs have done them, tried it, been up on my hot shit. Always rocking flight kicks, smoking on some righteous. Lit up like a light switch, white shit, never. I am far too clever, trying to get better. Every single time that I write rhymes, I don't bust nines, but I bust dimes. Not a misogynist, but I be on some shit with the girls in the world that be on my dick and smoking till I'm faded. Or maybe I'm just jaded. I guess the point is that I'll never be complacent. Coincidence if anything's so ominous, but if it don't then I might be breaking some promises. There's a haunted place, they landed. I'm afraid to get stuck or stranded. And aside from some luck and nothing handed, you only get to try it once like a canvas. There's a haunted place, they landed. I'm afraid to get stuck or stranded. And aside from some luck and nothing handed, you only get to try it once like a canvas. Ma va, che male! Tira giù l'anteriore, verso il basso. Tira giù l'anteriore. Allora, questa è la classica situazione con la compressione e la bella salita. Aia! Bisogna prendere la posizione, schiattare la moto e via.
Madonna, sto in piedi io qua! Porco Dio! La posizione un momento di avanti, poi seguivi le ondulazioni del terreno, un attimo avanti, un attimo indietro, ogni volta che ti scomponi, capito? La moto perde direzione, capito? Te ne sei accorto che prendi un po' l'onda della salita col corpo, invece devi contrastare, come ti ho detto, cioè devi rimanere sempre centrale, capito? Sì. Buono, dai, io la riproverei, dai, la fai bene, vieni di qua, vieni da quest'altra parte. Vieni da quest'altra parte, ok. Il culo là, da dietro, tira un po' di frizione. Hai capito? Non farti trasportare, hai fatto così col corpo, o hai preso la compressione, sei andato indietro, poi sei andato avanti e la moto non sapeva più dove andare, capito? Invece stai bello tamugno su quella moto, hai capito? Bello tosto, capito? Non farti trasportare dalle compressioni. E dai. Vedi come vieni su dritto e tira su quel manubrio. E più girarsi. Lì c'è l'albero, fai ancora un pelo. Poi c'è sta cazzo di frizione che non stacca. Vedi che ti rimane bloccata la ruota. Sì. È quello che non prendi dietro. Buono, tiro giù l'anteriore. Dai, scendi. Vai Gianluca, seconda fuoco. Muoviti con quelle gambe, vai avanti coi piedi, non rimanere indietro. Fai come se tu dovessi camminare. Vieni un po' indietro, C'ho la moto addosso! Cazzi di merda! Vieni un po' indietro Gianluca, vieni un pelo indietro.
una settimana di riposo per le Madonne, perché deve essere proprio 2 giorni. Una 2 giorni di Madonne così, la prossima settimana dobbiamo giurarci non dire neanche una. Però bello, vedi quanto cazzo ci riesci? Se ti aspettavi che io vinissi di salire, secondo me te arrivavi su, avevi la spinta per arrivare Cazzo ne su. sai i doveri? Lo so, infatti bisogna che impariamo nei pezzi così che ci diamo un verso. Abbiamo promesso che la settimana prossima non tireremo Madonne dopo tutte quelle che abbiamo tirato in 2 giorni. Devi cercare il sottofoco, capito? È difficile con la tua moto. Però se poi lo trovi, lei fa una bella aderenza, capito? Adesso ti muro la valvola di carico, si chiusa, Devo no? mettere una molla dura dura.